È iniziata un'altra settimana importante per la riforma della sanità veneta. Dopo una lunga trattativa che ha visto maggioranza e opposizione avvicinarsi su una proposta che prevede 9 ULSS, le 7 provinciali più quella di Bassano e del Veneto, la maratona si riapre in Consiglio regionale mercoledì prossimo, giorno in cui sarà necessario trovare dei punti di convergenza, sottolinea l'assessore di reparto regionale. Io direi che la risposta è quella del Presidente Zaia, le ULSS in partenza erano 9 e 9 rimangono, quindi andiamo fino in fondo, ma la cosa più importante è riuscire ad approvare in tempi strettissimi questa riforma proprio per attivarla e riuscire a stabilizzare la situazione. Per evitare che sia Roma a decidere della sanità di casa nostra è necessario andare nella direzione giusta, cioè trovare l'accordo massimo entro i primi di ottobre, dice Coletto. Entro fine mese, i primi giorni di ottobre, poi non è che ci sia un intervento da parte di Roma, c'è la verifica del governo, l'eventuale impugnativa, ci sono 60 giorni di tempo e quindi sono stretti da quel punto di vista lì la tempistica, non per altre questioni. Oltre 70 milioni di euro, questa è la cifra che, risparmiata dagli stipendi dei direttori generali, verrebbe dirottata agli ospedali se la riforma sanitaria verrà attuata, come è auspicabile. Diversamente questi soldi, che verrebbero utilizzati per cure e trattamenti dei veneti, andrebbero persi. L'auspicio è che ci sia il buonsenso che prevale e che tutti quanti puntino a migliorare la qualità della sanità. Non stiamo discutendo di 1 metro lineare in più di marciapiede, ma stiamo discutendo di sanità pubblica.